Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale. Le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. Uno scontro in cielo. Era la notte di Natale e Babbo Natale percorreva le vie del cielo con la sua velocissima slitta, guidato dalle renne con gli occhi fosforescenti e lampeggianti. Papà Natale solcava la notte fonda e lasciava cadere regali per tutti, grandi e piccini, sui tetti delle case. Ma quella notte c'era traffico in cielo e anche i semafori avevano fatto uno sciopero improvviso. Quella stessa notte, un po' in anticipo, anche la Befana stava facendo un giretto a cavallo della sua scopa, ma viaggiava a luci spente, per cui volava completamente al buio. Voleva non essere vista e controllare di nascosto ciò che faceva Papà Natale. Tra qualche giorno anche lei avrebbe distribuito i doni e non voleva di certo essergli inferiore. Così, quella notte, il cielo era veramente trafficato. Un andirivieni di renne, scope, voli contro voli, quando, all'improvviso, si sentì un gran botto, così forte che anche i semafori rientrarono dallo sciopero e si accesero luminosissimi per vedere l'accaduto. Ma cosa era successo? Uno scontro fra Babbo Natale e la Befana. Regali sparsi ovunque, renne malconce, Befana che volava senza scopa. Un gran litigio. E come finì questa storia? Con l'intervento dei vigili del cielo e una gran multa alla Befana perché viaggiava senza casco. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.